oggi volevo un po' proseguire il discorso che facevamo l'altra volta sui comuni e così cercare di capire in che modo, diciamo, attraverso le leggi, il regime liberale, diciamo, del primo dopoguerra si trasforma in regime fascista e quindi in dittatura del partito fascista. E parte appunto questa trasformazione così proprio dai comuni, perché come abbiamo detto l'altra volta, i comuni vengono sciolti anche nella nostra zona con la forza e nel 1924 vengono rifatte le elezioni con quel sistema che abbiamo visto, per cui oramai i partiti non sono più presenti sul territorio e quindi il partito fascista presenta le due liste, una di maggioranza e una di minoranza, e quindi in tutti i comuni che erano stati sciolti vengono eletti consiglieri comunali che appartengono al partito fascista e che quindi poi dopo eleggono il sindaco e la giunta. Ebbene, diciamo, queste nuove amministrazioni comunali, alla pari di quelle vecchie, vengono di fatto sciolte nel 1926, perché nel 1926, nel febbraio del 26, viene approvata una legge che passa con il nome anche di una delle leggi considerate fascistissime, è una legge che ha per titolo Istituzione del Podestà e della Consulta Municipale. Quindi la legge, questo lo si prevedeva per i comuni con meno di 5.000 abitanti, però la legge stessa verrà estesa alla fine dell'anno, quasi alla fine dell'anno, cioè nel settembre del 26, a tutti i comuni, anche a quelli con un numero di abitanti superiore ai 5.000, quindi in tutti i comuni italiani. Che cosa succede? Succede che vengono sciolti i consigli comunali, vengono destituiti i sindaci e viene introdotta la figura del podestà. Il podestà è quella persona che assume nei comuni le funzioni che prima aveva il sindaco e il consiglio comunale. Quindi è un organo monocratico che ha di fatto tutti i poteri. La differenza qual è? È che il podestà non viene eletto, ma viene nominato dal prefetto, oppure per i comuni più grandi, più importanti, nominato direttamente dal ministro degli interni. Quindi il podestà è, diciamo, di nomina, dura in carica 5 anni, può essere rinnovato nel suo incarico per altri 5, ma allo stesso tempo può essere rimosso in qualsiasi momento da colui che lo aveva nominato, cioè il prefetto. Quindi il prefetto nomina i podestà che nei comuni assumono le funzioni del sindaco e del consiglio comunale, però il podestà può essere destituito in qualsiasi momento dal prefetto. Accanto al podestà, nei comuni che hanno più di 5.000 abitanti, viene diciamo, affiancata una nuova figura che è il vice podestà, sempre di nomina prefettizia, e al podestà viene affiancata anche una consulta municipale che aveva un numero di componenti variabili, andava da un minimo di 6 per i comuni di 5.000 abitanti a, diciamo, a molti di più per quelli che ne avevano di più. Però questa consulta di fatto non aveva alcun potere reale, perché appunto, come dice il nome consulta, era formata da persone, anche queste nominate sempre dai prefetti, che avevano diciamo, la funzione di affiancare il podestà, ma non avevano un potere reale, in quanto il podestà poteva tenere conto di quanto diceva la consulta, come no. Quindi di fatto era il podestà che decideva alla fine. Quindi
nei comuni di fatto a partire dal 1926 funziona questa figura, il podestà, che è quello che amministra di fatto il comune. 2 anni più tardi, nel 28, il 9 luglio del 28, il Consiglio dei Ministri approva un altro decreto che riguarda le amministrazioni provinciali. Che cosa prevede questo decreto? Prevede un po' come era avvenuto nei comuni, lo scioglimento dei consigli provinciali che ancora non erano stati sciolti, perché molti erano stati sciolti con la forza, con la violenza durante gli anni 22, 23, eccetera. Quindi prevede quindi lo scioglimento dei consigli comunali e delle deputazioni, che praticamente erano le giunte provinciali, e naturalmente diciamo lo scioglimento anche della figura del presidente dei consigli provinciali. E il consiglio provinciale viene sostituito da un preside, veniva chiamato preside, che praticamente era, potremmo considerarlo come una specie di podestà, un preside, e affiancato da un rettorato che era formato da un numero variabile di persone, a seconda anche qui della dimensione della provincia. Quindi a governare le province verrà chiamato un preside e un rettorato che era formato dal preside più un certo numero di rettori che in proporzione al numero degli abitanti della provincia. Anche nel caso dei rettori e del preside, queste figure venivano anche queste nominate, quindi non erano elette, venivano nominate in questo caso, nel caso delle province, con un decreto regio, con un decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Interni. Quindi, di fatto, mentre diciamo, gli organismi direttivi dei comuni, cioè il podestà e le consulte comunali, venivano nominate dal prefetto, quindi in sede provinciale, diciamo, i presidi e i rettori delle province venivano nominate dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Interni. Questi organismi provinciali, rispetto a quelli comunali, duravano in carica 4 anni e potevano essere anche rinnovabili, come avveniva per il podestà, e le cariche erano gratuite, quindi chi diciamo, veniva nominato a questi incarichi doveva farlo senza percepire compensi, se non delle indennità particolari in casi eccezionali che venivano riconosciute a queste persone. C'era una differenza fra i nuovi amministratori del comune, quindi i podestà, che amministravano di fatto da soli, e le amministrazioni provinciali, perché il preside delle amministrazioni provinciali assumeva in sé quelle che erano prima le funzioni della giunta provinciale, mentre il rettorato, che era formato appunto dal preside e dagli altri componenti, manteneva le funzioni che prima aveva il Consiglio provinciale. Perché c'è questa differenza? Perché di fatto le province anche allora avevano pochissime competenze, per cui anche se si riconosceva ad un organismo, chiamiamolo così, di gruppo come il rettorato delle funzioni, effettivamente il rettorato aveva scarsissime funzioni proprio perché le province non avevano grandi competenze. Eccolo. Naturalmente io ho parlato di nomine dall'alto, quindi di nomine da parte del prefetto e da parte del ministro degli interni. Naturalmente sia prefetti, ecco un altro deve essere ammesso, sia prefetti che ministro degli interni non è che nominavano a caso le persone, ma diciamo la scelta soprattutto dei podestà
veniva fatta dai prefetti, sì, ma su indicazione e segnalazione dei segretari delle federazioni fasciste. Quindi, diciamo, la nomina avveniva sempre da parte del prefetto, ma su pressione, segnalazione, trattativa con il segretario della federazione fascista. Naturalmente questo fatto creerà anche nel nostro territorio, all'interno dei fasci, delle polemiche, delle lotte intestine, proprio perché chiaramente anche se questi incarichi lo saranno anche i podestà ad un certo punto ai podestà si chiederà di non essere remunerati, quindi anche se questi incarichi erano non avevano diritto ad uno stipendio, comunque erano incarichi ambiti perché comunque il podestà oppure il prete della provincia, insomma, erano le persone che potevano anche, contavano e quindi erano considerate, eccetera. E quindi prima della nomina dei podestà o dei presidi, all'interno dei fasci c'era questa lotta intestina per far prevalere uno o l'altro dei possibili candidati. E infatti talvolta succedeva che quando un podestà finiva l'incarico quinquennale, il prefetto doveva aspettare anche mesi, se non più tempo, per nominare un altro, proprio perché non ci si metteva d'accordo all'interno dei vari fasci di appartenenza su chi dovesse essere il nuovo podestà. Per cui si superava il problema perché il prefetto, quando scadeva il mandato di un podestà in attesa di poter nominare un altro, nominava, come avveniva prima, un commissario prefettizio, quindi quello lo faceva di autorità. Ed è interessante perché i prefetti, anche se diciamo avevano queste segnalazioni o queste imposizioni da parte dei segretari dei federali del partito fascista, molto spesso facevano fare delle indagini ai carabinieri in modo particolare, alla polizia e ai carabinieri, per delle indagini su queste persone che venivano proposte dalla segreteria federale del partito per essere nominate podestà. E ci sono, andando a scartabellare negli archivi, si trovano veramente delle interessantissime relazioni, in quanto le relazioni dei carabinieri erano estremamente precise, segnalavano più che le virtù di queste persone candidate, i vizi, no? Quindi c'erano questi rapporti in cui diciamo, l'organo di polizia di fatto diciamo, sconsigliava la nomina di determinati candidati che venivano proposti dalla federazione fascista quanto non idonei, non con sufficiente titolo culturale, eccetera, eccetera, quindi, o anche perché, diciamo, vizi privati, donne, gioco d'azzardo, quindi vengono fuori da questi rapporti delle cose effettivamente, e poi dopo da questi rapporti, in questi rapporti vengono segnalate anche questi conflitti intestini che c'erano nelle sezioni del fascio per far prevalere una o l'altra persona. Comunque, in questo modo, fra il 26 e il 28, 1926-1928, vengono sciolte tutte le amministrazioni comunali e provinciali. Di fatto non esiste più una rappresentanza locale che sia eletta dai cittadini, in quanto tutti gli incarichi di questo tipo in comune e in provincia avvengono per nomina da parte dell'autorità superiore. Di fatto, con questo sistema, Mussolini accentra, in quanto Presidente del Consiglio dei Ministri, accentra le funzioni di amministratore comunale, in quanto non è lui che li nomina i podestà e i presidi, ma attraverso i prefetti
li nomina lui, e diciamo questi amministratori locali devono seguire le direttive che il governo impone, quindi che Mussolini dà. Quindi bisognava gestire i comuni e le province in questo modo, ed erano le direttive che dovevano essere rispettate e che arrivavano direttamente dal primo ministro, quindi dal presidente del Consiglio dei Ministri, cioè da Mussolini. Quindi di fatto da questo momento i cittadini non possono più scegliersi i propri amministratori, e talvolta devono anche subire, soprattutto in queste nostre zone, dei podestà che vengono da fuori, che non sono nemmeno diciamo cittadini di quel comune. In modo particolare questo avviene per i comuni sloveni, dove ovviamente non si nominavano podestà di lingua slovena, ma erano tutti quanti podestà che venivano da fuori, quindi erano cittadini soprattutto delle vecchie province, anche perché forse l'avrò già detto, ma in queste nostre terre si dovrà sempre far conto con il fatto che mancavano i dirigenti, proprio perché diciamo, la provincia di Gorizia, come si ricostituirà, era una provincia essenzialmente slovena, abitata per il 65% da sloveni, la stragrande maggioranza dei comuni erano di lingua slovena, per cui dovevano cioè inviare in questi comuni gente che veniva da fuori, quindi soprattutto dalle vecchie province. E ci saranno anche diversi casi in cui i segretari comunali di un comune facevano i podestà del comune vicino, quindi per sottolineare come diciamo mancassero proprio i dirigenti locali per amministrare. Di fatto poi però il podestà diventava sempre più simile ad un funzionario di Stato, no? In quanto veniva eletto, faceva quello che voleva, cioè decideva lui quello che doveva essere fatto, e quindi era un po' scollegato dal mondo reale, dal paese che doveva amministrare. E quindi diciamo in questo modo i cittadini perdono, eccolo, il diritto di votare, e quindi il diritto di scegliersi i propri amministratori. Quindi è un passo, il primo passo che porterà, come vedremo subito, proprio all'abolizione del diritto di voto durante il regime fascista. Ecco, non so se è chiaro questo passaggio che avviene nei comuni. Quindi non più organismi eletti dalla gente, ma organismi nominati dall'alto. Il secondo passo viene fatto proprio verso le riforme, attraverso alcune riforme sul diritto di voto. Prima ci sarà una riduzione del diritto di voto, ci sarà l'introduzione anche del voto per censo, quello di cui ricordiamo era fino ai primi anni del Novecento, qui nelle nostre zone, come era un po' anche nel resto d'Italia, fino ad arrivare proprio all'abolizione del diritto stesso. Il primo passo che viene fatto, eccolo, io adesso presenterò alcune, eccolo, ecco, il primo passo che viene fatto in questa direzione, ecco, qui c'è una scheda che non so, che era in occasione fatta da qualche comune, non so, in cui appunto si sottolinea il fatto che per legge il sindaco cioè non c'è più il sindaco, ma il podestà assume praticamente in un comune tutte le funzioni che prima aveva il sindaco, la giunta e il consiglio comunale. Il secondo passo, come dicevo, viene fatto nel 1924. Nel 1924 viene approvata, anzi nel 1923, viene approvata una nuova legge elettorale, viene chiamata la legge Acerbo proprio dal nome
del ministro Acerbo, che l'abbiamo già visto, è questo esponente. Lui era deputato fascista al Parlamento già nel 1921, qui lo troviamo con Zaniboni, che era deputato socialista. Firmarono, se vi ricordate, il patto di pacificazione fra socialisti e fascisti, che durò ben poco. Quindi Acerbo, nel primo governo Mussolini, era diventato un personaggio molto importante, in quanto era segretario era il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, quindi uno strettissimo collaboratore di Mussolini. Ecco, lui fa votare dal Consiglio dei Ministri una legge che modifica il sistema di voto. Si passa dal sistema proporzionale, che esisteva fino a quel momento. Ecco, questo è Acerbo, che ha diciamo, i gradi della comandante della milizia. Si passa dal sistema proporzionale, per cui ogni partito aveva un numero di deputati in proporzione ai voti che prendeva, ad un sistema maggioritario, proporzionale, ma integrato con un forte premio di maggioranza. La legge che cosa diceva? Che il partito che avesse preso più voti, superiore al 25% dei voti, avrebbe ottenuto i 2/3 dei deputati in Parlamento, quindi avrebbe praticamente potuto governare senza alcuna opposizione in Parlamento. Quindi il partito che otteneva più del 25% dei voti, il primo partito, aveva i 2/3 del Parlamento. Gli altri parlamentari venivano suddivisi in proporzione ai voti ottenuti. Infatti viene istituito un collegio unico nazionale, suddiviso in 16 circoscrizioni locali, e praticamente questo collegio unico serviva a contare i voti che ciascun partito aveva, e quindi se uno aveva più del 25% dei voti, otteneva la stragrande maggioranza dei voti dei deputati in Parlamento. Una novità che viene introdotta è l'adozione della scheda elettorale. Noi siamo abituati a vedere la scheda elettorale con tutti i simboli dei partiti che si presentano. Prima di questa legge qui, se vi ricordate, l'elettore trovava nel seggio diciamo, i bigliettini, chiamiamoli così, le schede preconfezionate dai partiti, sceglieva una di queste, le metteva in una busta che gli veniva consegnata dal presidente di seggio, e quindi consegnava la busta con il partito scelto al presidente di seggio. Con la legge Acerbo invece viene adottata la scheda elettorale, quindi praticamente, eccola qua, in pratica è la scheda elettorale che conosciamo, quindi in cui venivano riportati i simboli di tutti i partiti che venivano presentati in quella circoscrizione, e veniva ammesso anche un certo numero di preferenze che dipendeva appunto dalla grandezza del collegio elettorale. Questa nuova legge viene approvata, questo disegno di legge viene approvato dalla Camera con larghissima maggioranza. Votano contro questa legge solamente i socialisti, i comunisti, alcuni liberali e alcuni popolari che facevano riferimento a Don Sturzo. Come si sa, eccolo, con questa legge le elezioni politiche avvengono nel 1924. Avvengono in un contesto oramai profondamente modificato, i partiti di fatto non riescono a svolgere alcuna attività politica, perché praticamente chi è in galera, chi non può, chi ha timore di poter fare attività politica, per cui praticamente il partito fascista riesce ad essere il primo partito
e eccolo, questo qui è diciamo, adesso di ampliare. Questo rappresenta un po' il Parlamento, che era formato allora da 535 deputati, e diciamo le palline nere rappresentano i deputati eletti, i deputati fascisti eletti con questo sistema. Gli altri, vedete che le opposizioni sono ben poche, quindi praticamente Mussolini dispone in Parlamento di una maggioranza schiacciante che gli permette di governare come vuole. Vediamo, dovrebbe esserci, ecco un'altra scheda, ecco questa qui è una scheda che riporta i voti dei 3 principali partiti che ottengono il consenso nell'elezione del 24. Il Partito Nazionale Fascista otterrà circa il 65% dei voti. Il secondo partito sarà il Partito Popolare con il 9% dei voti, però verrà dimezzato come numero di voti. Il terzo partito è il Partito Socialista Unitario, che aveva come segretario Giacomo Matteotti, che è un nuovo partito, in quanto, se vi ricordate, dal Partito Socialista era stata espulsa la componente riformista che aveva dato vita appunto al Partito Socialista Unitario. Naturalmente le elezioni del 24 sono elezioni che avvengono diciamo nella violenza, nei brogli, che verranno appunto denunciati da Giacomo Matteotti e che costeranno al deputato socialista unitario appunto il rapimento e quindi l'uccisione. Di fatto quindi nel 24 Mussolini dispone di una maggioranza, scusate qui ma non vedo, eccolo, dispone di una maggioranza assoluta anche nel Parlamento. Di fatto in queste elezioni, ecco, si vedrà subito l'effetto di queste elezioni anche in sede locale, perché se vi ricordate, alle elezioni del 21 la provincia di Gorizia, la circoscrizione di Gorizia aveva eletto 5 deputati, 4 diciamo, dalla concentrazione slovena e 1 dal Partito Comunista. Questa volta nel 24 elegge solamente 3 deputati. Uno è Francesco Marani, che è esponente del partito fascista, anzi sono 4, scusatemi, Francesco Marani, esponente del partito fascista, 2 esponenti della concentrazione slovena, Giuseppe Wilfan e Engelbert Beznesniak, e un comunista sloveno, Josef Šerebnec. Quindi diciamo che questo territorio verrà rappresentato diciamo con le elezioni del 24 da 4 deputati. Prima diciamo ne aveva 5, ma quello che va rilevato è che in questo modo i deputati di lingua slovena eletti dalla concentrazione slovena non saranno più 4 come erano 3 anni prima, bensì solamente 2. Ecco, quindi diciamo questa è la prima modifica che viene apportata dal governo Mussolini, che comunque gli garantisce di governare avendo il pieno consenso del Parlamento italiano. Un'ulteriore modifica viene fatta nel 1928. Dunque nel 1924 vengono fatte le elezioni e la durata del mandato elettorale è di 5 anni, quindi scade il mandato elettorale nel 29. Prima della scadenza elettorale, nel 28, viene fatta una nuova legge di tipo plebiscitario, in base alla quale gli elettori non votano più per un partito. Tra parentesi, è stata già fatta la legge che hanno messo fuori legge i partiti, per cui
alle elezioni del 29 tutti i partiti non fascisti erano fuori legge e quindi non potevano presentarsi. E quindi la nuova legge di tipo plebiscitario che cosa prevede? Che il cittadino che va a votare non vota più per un partito, ma vota o sì o no. Vota sì a favore di una lista di 400 nomi, tanti erano i deputati da doversi eleggere, proposta dal Gran Consiglio del Fascismo. Quindi il Gran Consiglio del Fascismo, organo massimo del partito fascista, elabora una lista di 400 candidati, sceglie praticamente 400 candidati e il cittadino doveva esprimere con un sì se era d'accordo di votarli tutti, con un no ovviamente se era contrario. E questa legge, eccolo, volevo arrivare lì, introduce il voto per censo. Perché? E infatti il corpo elettorale, quindi coloro che avevano diritto di voto in Italia, scendono da 12 milioni, che erano prima, nel 24, a 9 milioni e mezzo, proprio perché non tutti hanno il diritto di voto. Allora, chi può votare? Allora, possono votare naturalmente solo i maschi che abbiano compiuto 21 anni, oppure che abbiano più di 18 anni, ma che siano sposati e con figli. Ma chi può votare degli altri? Possono votare i dipendenti o i pensionati dello Stato, il clero, naturalmente solo quello cattolico, o coloro che siano iscritti ad un sindacato fascista e che paghino normalmente la quota annuale. Quindi allora possono votare i dipendenti pubblici, coloro che sono iscritti ad un sindacato, ad una corporazione sindacale fascista, paghino regolarmente, oppure ecco qui che viene introdotto il voto per censo, oppure coloro che pagano almeno 100 lire di imposte dirette all'anno, oppure coloro che detengono una certa quantità di titoli di debito pubblico. Quindi un possidente, per farla breve, che non era iscritto a nessuna corporazione sindacale fascista, che non era dipendente pubblico ovviamente, poteva votare se pagava più di 100 lire di tasse all'anno. Un altro lavoratore che non era iscritto ad una corporazione fascista, ovviamente non pagando più di 100 lire all'anno oppure non avendo titoli di Stato a sufficienza, non poteva votare. E infatti questo spiega il fatto che il corpo elettorale venga ridotto da 12 milioni a 9 milioni e mezzo. Naturalmente, probabilmente sì, dico una cosa che sapete già, ma questo primo plebiscito al cittadino veniva consegnata cioè doveva scegliere fuori dalla cabina elettorale una delle due schede, una con la scritta sì, che voleva dire che uno approvava tutta la lista dei 400 nomi, e una con la scritta no, che non l'approvava. Doveva prendere queste due schede, una, quella che non sceglieva, la deponeva in un'urna all'interno del seggio della cabina elettorale, l'altra la doveva piegare e consegnarla a mano al presidente del seggio. Perché la gente doveva votare per forza per il sì, a parte che vedremo anche dopo com'è che la gente andava a votare? Perché queste due schede erano di due colori diversi all'interno. Quella con il sì era, come vedete, tricolore. Quella con il no non era proprio gialla, perché questa è la riproduzione proprio un po' balorda, ma era un grigio chiaro. E quindi l'elettore che piegava la scheda, che doveva consegnarla,
la consegnava al Presidente, ma il Presidente aveva l'obbligo di controllare che diciamo, fosse chiusa bene, quindi praticamente bastava poco per accorgersi del colore interno della scheda, per cui di fatto il voto non sarà indubbiamente segreto, tanto che alla fine il problema non sarà per il regime quello di vedere quanti avevano votato sì, quanti avevano votato no, perché era scontato, ma di vedere quanti andavano, quanti che avevano diritto di voto andavano a votare. Ed infatti andranno a votare il 90% degli elettori, e anche in questo caso ci saranno le organizzazioni di partito che si mobiliteranno per mandare la gente a votare. E addirittura ci sarà un 98,5% di voti a favore, quindi il 98,5% di cittadini voterà a favore del listone presentato dal partito fascista. A rappresentare, cioè fra i membri eletti al Parlamento, a rappresentare la provincia ci sarà Francesco Caccese, che troveremo anche dopo, in quanto lui era in precedenza era stato, no, era ancora in quel momento segretario provinciale della Federazione Fascista e segretario del Fascio di Gorizia. Lui era un ingegnere arrivato in queste terre dopo la guerra, e quindi lui rappresenterà la provincia fino praticamente al 43, quando diciamo crolla il regime fascista. Interessante è sapere che nella provincia di Gorizia, si era ricostituita nel frattempo la provincia di Gorizia, si sottolinea il fatto che si registra la minor percentuale di votanti dell'intera Italia. Per cui mentre in Italia la percentuale era del 90%, nella provincia di Gorizia sarà del 77%, proprio perché soprattutto nei comuni di lingua slovena ci sarà una bassa percentuale di votanti, proprio a sottolineare diciamo, l'opposizione che quella comunità esprimeva nei confronti del regime. Eccolo, con questo sistema si vota anche 5 anni dopo, quindi nel 1934, nuove elezioni, sempre con lo stesso sistema, addirittura in quell'occasione i voti favorevoli saranno il 99,85% dei voti, proprio perché diciamo, chi votava no veniva già nel 29 segnalato dal presidente di seggio, quindi veniva schedato, talvolta anche bastonato fuori dalla porta del seggio, dove facevano la guardia i militi della milizia. Quindi anche nel 1934 la differenza era nel colore delle schede, quindi una colorata tricolore, l'altra grigia, quindi facilmente individuabile. Eccolo, interessante questa foto, che è Palazzo Braschi a Roma. Siamo alle elezioni del 29, e quindi c'è la propaganda elettorale per votare sì alle elezioni del 29. E lo stesso stabile, eccolo qua, diciamo, viene diciamo, addobbato propagandisticamente per votare il sì nelle elezioni del 34, quindi diciamo interessante vedere come si facesse la propaganda per invitare la gente a votare. Ecco, qui c'è un po', ecco, la legge appunto del 1928 stabilisce appunto che possono votare anche coloro che non sono iscritti al sindacato fascista, ma che pagano, quindi viene introdotto in un certo qual modo il voto per censo. 5 anni dopo,
nel 1939, scadenza elettorale quinquennale del Parlamento, viene fatta una nuova legge. Viene votata all'inizio dell'anno, nel gennaio del 39, e questa nuova legge pone fine al principio dell'eleggibilità dei parlamentari. La Camera dei Deputati, con questa legge, viene soppressa e viene sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che è formata da deputati non più eletti, nemmeno con il sistema del sì o del no, non più eletti ma nominati dall'alto. E chi fa parte di questa Camera dei Fasci e delle Corporazioni? Fanno parte i componenti del Consiglio nazionale del Partito Fascista e dei consigli nazionali delle varie corporazioni sindacali fasciste. Per cui chi faceva parte di questi organismi di partito o sindacali automaticamente faceva parte anche della Camera dei Fasci delle Corporazioni. E in caso che uno di questi non venisse riconfermato nel Consiglio nazionale dei Fasci o delle Corporazioni e veniva sostituito in quella carica, perdeva anche l'incarico di deputato nella Camera dei Fasci. Quindi in pratica la sostituzione era automatica. Se uno perdeva, diciamolo così in modo molto così, semplice, se uno perdeva il proprio posto all'interno della direzione del partito, perdeva il proprio posto anche alla Camera dei Fasci. Quindi diciamo che i componenti di questa Camera decadevano nel momento in cui decadevano dall'incarico di partito o di sindacato che ricoprivano. Questo è il giornale del regime fascista che diciamo, informa dell'avvenuta inaugurazione della Camera dei Fasci delle Corporazioni alla presenza del re. Eccolo qua, questo è il Parlamento, qui non si vede tanto bene, ma comunque qui, eccolo, si vede un po' meglio, viene inaugurata dal re, Vittorio Emanuele III, e dal figlio Umberto, che diventerà per un breve periodo a sua volta re, viene inaugurata e significativamente dopo non dopo l'inaugurazione, ma prima dell'inaugurazione, la prima seduta, si vedono sfilare questi che sono i nuovi deputati, che sono tutti naturalmente in divisa di componenti della milizia, in quanto rappresentanti del partito o delle varie corporazioni sindacali. Contemporaneamente la Camera dei Fasci e delle Corporazioni vede anche sminuito il suo ruolo di organo legislativo, in quanto allo stesso tempo vengono ridotti gli ambiti in cui la Camera poteva intervenire per fare le leggi, e diciamo, le assemblee generali, diciamo, della Camera saranno molto rare, proprio perché la legge introdurrà questo principio, che i vari decreti legge che faceva il governo Mussolini non venivano discussi in sede parlamentare, ma venivano discussi in tempi molto rapidi nelle varie commissioni parlamentari, talvolta anche su diciamo, richiesta del capo del governo, quindi di Mussolini. La Camera dei Fasci e delle Corporazioni non deliberava nemmeno su materie di sua completa competenza. Quindi diciamo che
anche questo organismo era, diciamo, completamente allineato e al servizio diretto di quello che era diventato il dittatore, quindi Mussolini, che deteneva di fatto tutti i poteri. Controllava le amministrazioni comunali, controllava il Parlamento, naturalmente era capo del governo e anche, come vedremo, era anche il capo del partito. Quindi, con la nascita della Camera dei Fasci, si completa il percorso che porta alla soppressione del diritto di voto, perché dopo le elezioni del 1934 i cittadini italiani non verranno più chiamati a votare, perché già non potevano votare per i comuni e per le province, e a partire dal 1934 nemmeno più per il Parlamento, proprio perché il Parlamento diventa un Parlamento di nomina, quindi di nominati, di persone quindi che assumevano l'incarico di parlamentare in quanto componenti di qualche direttivo nazionale o del partito o delle corporazioni sindacali. Quindi di fatto il percorso che avviene nel ventennio fascista è quello di ridurre il diritto di voto fino a toglierlo completamente. Quindi, e per tutto questo periodo diciamo, il territorio, quindi la provincia di Gorizia, sarà rappresentata appunto da Francesco Caccese. E quindi i cittadini torneranno a votare in queste nostre zone solamente dopo la seconda guerra mondiale, addirittura nel 1948, ma ne parleremo. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Sì, una questione un po' ingarbugliata che però spiega come alla fin fine, lo vedremo anche nel partito, si formi questo stato gerarchico, per cui chi sta al vertice nomina chi sta sotto. Non è che chi sta sotto elegge chi sta sopra, ma chi sta sopra nomina, quindi non nomina chi sta sotto. Quindi, e questo avviene prima nei comuni e nelle province e poi anche a livello di Parlamento nazionale. Sì, magari non ci si pensa a queste trasformazioni, però effettivamente il sistema fu modificato completamente, proprio perché di fatto il cittadino non aveva più modo di poter esprimere, insomma, le proprie idee, quindi doveva accettare quello che, come si usa dire, passava al convento, insomma. Ecco, diciamo che il re accetta tutto quanto questo e riuscirà, sarà in grado di ribellarsi solamente dopo il 25 luglio del 1943, quando il Gran Consiglio del Fascismo mette in minoranza Mussolini e quindi avrà l'occasione per destituirlo, perché sostanzialmente il re, come oggi il Presidente della Repubblica, ha il potere di nominare il primo ministro e quindi anche di sfiduciarlo, no? Però diciamo in questi anni il re non fece questo, addirittura io non ho parlato, ma lo dico anche molto brevemente, il Senato, che era di nomina regia, quindi quello era già da prima di nomina regia, viene profondamente modificato perché Mussolini impone al re la nomina di, adesso non ricordo quanti di numero, di un 150 mi pare fascisti, che di fatto rovesciano gli equilibri anche a livello del Senato, per cui i fascisti diventano maggioranza in Senato fino negli ultimi anni ad essere la quasi totalità, perché saranno pochissimi senatori nel 1943 che non avranno la tessera del partito. Quindi anche il re accetterà accetterà che diciamo, il suo organismo, cioè il Senato, che era fra virgolette di competenza sua, in quanto li nominava lui, i senatori, accetterà che questi vengano su proposta di Mussolini, perché comunque li nominava sempre lui, ma su proposta di Mussolini verranno nominati senatori fascisti, insomma.
Ma diciamo che c'erano anche i dissidenti. Naturalmente i dissidenti non facevano grande fortuna, anzi qualcuno, se vi ricordate, con la creazione di questa CECA, che era praticamente un gruppo segreto che sarà quello che rapirà Matteotti, ma non si limitava a far fuori gli avversari politici, ma anche i dissidenti interni del partito. C'erano alcuni che furono minacciati, alcuni furono bastonati e quindi o ci si allineava o si perdeva il posto o addirittura tante volte si era anche bastonati, per cui chiaramente i dissidenti non saranno numerosi, soprattutto man mano che si rafforzava il regime, c'era la convenienza a rimanere lì, insomma, no? Dunque, io adesso la data precisa non me la ricordo. So che i primi saranno i maestri. I maestri dovranno diciamo, giurare fedeltà al regime. Ci sarà anche questa, diciamo, questa non era una legge, ma una disposizione che diciamo, stimolava e spingeva i dipendenti pubblici a iscriversi al partito, e quindi chi non lo faceva veniva pressato e naturalmente c'era da parte della stragrande maggioranza l'obbligo di farlo, perché questo significava l'iscrizione al partito significava anche possibilità di carriera, ottenimento di privilegi, quindi di fatto e anche diritto di voto fino ad un certo punto, proprio perché i dipendenti pubblici avevano questa possibilità di poter votare, anche se abbiamo visto nel modo in cui si è detto, insomma, no? Per cui è chiaro che a tutti conveniva fare anche per non destare così la reazione del capo ufficio, del preside della scuola, quindi insomma ci si allineava.